Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Oggi faremo un progetto molto grande, cioè dobbiamo rifare completamente e organizzare tutta la woodworking area qui nel capannone di Giaco. Il progetto di oggi è creare i muri che divideranno queste zone. Come vedete qui alle mie spalle abbiamo 50 travetti in abete 10x10 e là in fondo da qualche parte abbiamo altrettanti pannelli in USB che serviranno per costruire la struttura. L'altro giorno l'ho passato al computer a progettare tutti questi muri per capire le dimensioni, effettivamente come muoverci all'interno. Il giorno successivo invece con Gabriello siamo andati ad acquistare tutto il materiale e oggi finalmente cominciamo questo progetto. Vi spiego gli obiettivi della giornata. L'obiettivo della giornata è costruire queste strutture qui, di questa grandezza ce ne vorranno 6 e dobbiamo farne 2 un po' più piccole. Utilizzeremo questo travetto in abete piallato da 10x10 e questi divideranno i muri qua sotto la trave, quindi il muro andrà tra il pavimento e questa trave, qui, lì in fondo e qua, come vi sto facendo vedere ora nell'animazione. Siccome è un lavoro nuovo anche per noi, più o meno per capire qual è il modo migliore di procedere, abbiamo pensato di realizzare una struttura dall'inizio alla fine, in modo da vedere quali tipi di inconvenienti e problematiche incontreremo. Visto che è un lavoro in serie e va ripetuto, poi una volta capiti gli errori andremo alla grande, direi. Assolutamente sì. Battuta. Ok, quindi abbiamo finito di prepararci i primi pezzi. Utilizziamo un attimo questa squadra qui per tenere tutto in linea e il buon Gabriello con la sparachiodi fisserà tutto. Bello questo! Stecche che tira sto attrezzo! Ok, il primo frame è stato fatto. Ora, per fissarlo al soffitto e al pavimento, non vogliamo fissarli permanentemente, neanche facendo i buchi, per cui utilizzeremo semplicemente dei pressori, che sono questi. Questi qua sono semplicemente dei piedini per qualcosa, con un dado a ragno M10 e il piedino regolabile, sufficiente sfera e può inclinarsi. L'idea qual è? Per ogni trave verticale, quindi 1, 2, 3 e 4, noi qui faremo un foro dado a ragno e questo qui, in modo che quando tiriamo sulla parete, questa è 5 cm più bassa della colonna e utilizziamo questa per alzarlo, tirarlo bene e mettere il suo controdado che non si molli più. Quindi questo crea una pressione dall'alto verso il basso, l'altra parte del muro appoggia sul pavimento, quindi rimane schiacciata, diciamo, tra la colonna e il pavimento. Questo serve per quale motivo? Perché qui è sempre un ambiente dinamico e in costante evoluzione, quindi dobbiamo fare le cose fisse, fatte bene, ma che in un futuro non ci sia troppo problemi a cambiare. Tutto questo proviamo. Qua, qui. Ok, è pronto? Via! E tanto che ci sta, va benissimo. Ok? Ok, allora, come vedete l'idea era questa. Parete, arriva qua la colonna, c'è il suo piedino, lo tiriamo e lui si appoggia. Il problema sta da quest'altro lato, che o la colonna o la trave questa o il pavimento non sono perfettamente in bolla, quindi di là manca tanto così, e anche in questo qua. Io e Lello abbiamo pensato a due alternative. Uno, o si può prendere un pialletto elettrico e togliere al di sotto della trave lo spessore che manca, oppure molto semplicemente aggiustando qua sopra fare un foro con una Forstner in modo da abbassare l'aggancio del ragno, che mi sembra anche la soluzione più pratica e veloce. In che dici? alternativa possiamo alzare le trave di cemento. In alternativa sì, lì Per valutare qual è la cosa migliore da fare. magari lì in due non ce la facciamo, ma quindi dai, facciamo sto aggiustamento e
e riproviamo, così poi andiamo a mangiare. Ok, Sgabro è fatta? Più o meno, dovremmo ancora fare uno scassino lì perché Per farla perfetta, pensiamo che il trave, essendo un pretensionato, prefabbricato, il trave intendi quello lì di cemento? Il trave di cemento è leggermente curvo, concavo, quindi qua abbiamo una misura diversa da quella che c'è al centro. Sì, infatti gli L'unico manca problema un che abbiamo ce tot l'abbiamo sul primo. e qua manca decisamente di più. Ce l'avremo sul primo e sull'ultimo. Sì. Una volta pensate, sappiamo che c'è questo problema qua, lo risolviamo, via. Adesso andiamo a mangiare che c'è fame. Gabri, stanchezza, eh? Appena appena. Allora, per ora le strutture sono state terminate, quella lì è già in posizione, oltre a questa ne abbiamo un'altra là dietro. Domani continueremo poi il progetto installando tutto, quindi non so se questo è tipo un daily vlog, un daily video. Ci vediamo al prossimo episodio.